Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della partita che si giocherà domenica alle 20:30 contro Padova in casa. Come al solito diamo la parola a coach Radostin Stoichev per presentare la gara. Prego coach. Buongiorno. A questo punto della stagione, per tutte le squadre o per tante squadre e tante società, i punti e i risultati delle partite diventano molto pesanti e molto importanti, così anche per noi. La partita contro Padova per noi per come si è sviluppato tutto il percorso del girone di ritorno, è la partita forse più importante di tutto il girone di ritorno. Adesso incontriamo una squadra che ha superato tutte le difficoltà che aveva a metà stagione e adesso sembra che è in gran forma, perché nelle ultime due partite ha vinto contro due squadre forti, battagliando tra l'altro a Modena 3-2, adesso ieri in casa con Civitano, due squadre che giocano molto bene. A Padova ha saputo non solo combattere ma vincere contro loro, a fare i punti. La squadra di Padova, partendo dalla battuta, ha 3-4 battitori forti, soprattutto Poro, Plak, Sedlacek, Masulovic, due battitori flot, hanno percentuali molto buone in cambio palla, sia con buona recisione che anche con recisione staccata, l'hanno dimostrato anche ieri. Quello che mi ha stupito è che hanno percentuali anche buoni di tocchi positivi a muro con buona recisione avversaria, che non pensavo. Mi sembrava diversamente, però anche lì sono bravi. A questo punto loro giocano secondo me molto liberi adesso in questo momento e questo li aiuta. La pressione sarà tutta dalla parte nostra, perché dopo la partita contro Piacenza la settimana scorsa adesso per noi si è aperta una possibilità che però non è per niente facile. Io questa partita contro Padova la considero come una partita molto complicata per noi, perché noi fino adesso abbiamo fatto anche delle partite molto buone, però non abbiamo ancora raggiunto un livello così alto per mantenere costante la nostra prestazione durante tutta la stagione. Abbiamo né la squadra è ancora pronta così per avere tutto quello che mi piacerebbe di vedere, quindi dipende anche molto dalla gestione di testa questa partita e anche degli episodi. Marzio. Buongiorno coach, sì, un po' quello che hai detto ha anticipato quello che ti volevo chiedere. A Piacenza la squadra è andata tutto sommato abbastanza libera di testa, sapendo che una eventuale sconfitta ci poteva anche stare, ha fatto una grande prestazione. Adesso invece, come dicevi, la pressione è tutta sulla tua squadra, che ha questo quarto posto da difendere, che potrebbe incidere tanto a livello psicologico. Stavo per rispondere una cosa ma evito. Confermo, i giocatori giovani nostri hanno di sicuro volontà di esprimersi in questa partita. Non sarà facile, io questo lo so, e lo so perché lo vedo ogni giorno in allenamento, lo vedo ogni giorno nei discorsi che facciamo. Loro avranno di sicuro tanta volontà di fare bene, è tutto da vedere se riusciamo e si riescano loro a esprimere con tranquillità, serenità e lucidità il gioco durante la partita. Questo sarà determinante, ma non è solo così, perché non serve tranquillità, ho sbagliato a dire tranquillità, serve molta aggressività abbinata a lucidità, che non è semplice, non è facile. Abbiamo ancora 2 giorni a preparare la partita e poi vedremo. Dicevi appunto che Padova ha un servizio molto buono e la ricezione a che punto è della tua squadra, come la vedi, come la senti?
Quando riceviamo bene noi possiamo giocare con tutti, perché così è stato contro Perugia, semifinale della Coppa, abbiamo ricevuto con 4% di errore, così è stato con Piacenza l'ultima partita dove abbiamo preso solo un ace e uno slash per tutta la partita e questo ci ha permesso di giocare veramente bene. Non posso sapere come sarà questa partita, però questa è una delle chiavi della partita. Loro, ripeto, hanno i battitori forti, dipende anche un po' dalla fortuna, se riusciamo di ricevere la prima bene o di fare cambio palla anche nelle condizioni difficili, cambia tutto. A Piacenza i giocatori sono riusciti a farlo molto bene, gestendo anche delle situazioni complicate e questo ha cambiato la partita. Buongiorno coach, volevo fare un paradosso, che forse paradosso non è riguardo questa partita, e chiederle se è per molti versi la più difficile di questa stagione, perché trovate una squadra che sta bene, una squadra che arriva anche a mente più o meno sgombra, sicuramente c'è la pressione per voi dal lato che ha sottolineato, e questo traguardo del quarto posto che avete lavorato in questi anni per arrivare anche qui, anche lì, che si fa sentire. Ecco, quindi è la partita più difficile della stagione, al di là della caratura dell'avversario che ha dimostrato le qualità che ha. Una delle 2 o 3 partite più difficili di questa stagione, sì. L'altra più difficile era quella con Piacenza per l'ingresso di Final Four della Coppa, qui in casa. L'altra più difficile come carattere della partita è stata quella con Trento qui. Sì, questo posso dire che è una delle partite come importanza ma anche come dal punto di vista mentale più difficile per la nostra squadra quest'anno. Si vive nel presente e quindi non voglio portarmi troppo avanti sul ragionamento per il quarto posto che dovete confermare, difendere, forse non è la parola giusta perché dovete andare a prendervelo, ecco, adesso ce l'avete. Però che cosa significherebbe, cosa significa per voi, anzi, lottare per arrivare a questo traguardo? Molto, perché il quarto posto, la prima cosa che fa dà un valore a tutto il lavoro fatto durante la stagione, di tutta la squadra, di tutto lo staff. E quindi è importante perché il campionato italiano non è semplice, anzi è molto equilibrato, molto competitivo e si vede ogni domenica, ogni fine settimana. Quindi questo è il primo aspetto, a dire ok, noi dopo tante partite siamo riusciti ad arrivare qua. Il secondo aspetto molto importante è il vantaggio che ti dà per i playoff, perché ai quarti la squadra quarta giocherebbe più partite in casa. Per noi questo è importante, con il nostro palazzetto, con il pubblico, con la gente di Verona, aiuta. Non risolve il problema del quarti di finale, assolutamente no, però aiuta. Quindi è molto importante anche di questo punto di vista. È importante anche perché se la squadra arriva quarta avrà anche morale di affrontare con più consapevolezza e senza tanti dubbi o domande nella testa il playoff, che assolutamente non è facile, perché nel playoff negli ultimi 2 o 3 anni, basta vedere la storia del campionato italiano, succede di tutto, compreso con noi. È giusto anche però che richieda del futuro, coach, anche se è un argomento su cui è rimasto correttamente pontonato, visto tutto quello che si è detto, scritto da parte dei presenti naturalmente, sta parlando con la società della sua posizione, dei programmi, di quello che potrà avvenire alla luce di tutto quello che è uscito naturalmente anche. No. Altre domande? No, perfetto. Allora la partita è in programma domenica 20:30, grazie coach per la partecipazione, grazie a tutti, buona giornata. Grazie.